Terza corsa dal Savio di Cesena, una prova di categoria EF per gentleman proprietari, in 8 al via, 1 Unique Rec, Leonardo Vastano, 2 Zala Barman, PG Michelotto, 3 Special Fez Federica Scuffia, 4 Ultimatum Indal Andrea Venezia, 5 Ursus TFT Matteo Zaccherini, 6 Velez Daghi Paolo Morelli, in seconda fila 7 Ritz B Massimo Bressan, 8 Unico Già Sceba Ciro Ciccarelli. Con calma dal 6 Velez Daghi, si ritrae Ursus TFT e si lotta con Unique Rec, Zala Barman e Special Fez in 3 a lottarsi il comando, imboccare la prima curva. Unique Rec che ha la figura all'interno di Zala Barman, il quale cerca di insistere. Special Fez che invece è il primo a riprendere in mano. Lungo la corda c'è Ritz B, partito forte dalla seconda fila, va a parcheggiare terzo alla corda Ultimatum Indal, tagliando fuori Special Fez e lasciandolo all'esterno. I primi 200 in 14,3. Unique Rec ha respinto Zala Barman, il quale cerca di insistere ma probabilmente senza alcun obiettivo preciso, perché Ritz B è lì che chiude il buco in seconda posizione. Zalabar deve cercare di andare a trovare la terza posizione lungo i birilli, che però è chiusa da Ultimatum Indal. In pariglia rimane Special Fez, in terza pariglia il largo Ursus TFT, che ha goduto dello strappo iniziale in 28,3 e si mette subito in mezzo alla pista Matteo Zaccherini, che ovviamente aggira il gruppo e va a portarsi a lato di Unique Rec a spesa 0. Davanti alle tribune Unique Rec in vantaggio nei confronti di Ursus TFT all'esterno e di Ritz B lungo la corda, poi Ultimatum Indal. In seconda pariglia esterna passa Special Fez, dopo il mezzo miglio iniziale è passato in 59,9, una frazione in 31,6 di rifiato per Unique Rec, che guida nei confronti di Ursus TFT all'esterno e di Ritz B lungo la corda. Special Fez in pariglia, Ultimatum Indal blindato terzo alla corda quando siamo al chilometro, passato in 1,15,4 da Unique Rec, che si difende alla corda ma attacca all'esterno Ursus TFT, che tende già a passare a palo molto lontano, cerca di avvicinarsi anche Special Fez, deve liberarsi dalla corda Ultimatum Indal a 400 dalla conclusione, 14,9 la dritta di là, in vantaggio Ursus TFT, si avvicina Special Fez, si avvicina Ultimatum Indal in mezzo alla pista Unico Già Sceba a 300 dalla conclusione. Ursus che è in vantaggio con una di margine nei confronti di Special Fez, di Ultimatum Indal e di Unico Già Sceba. La retta arrivo per Ursus TFT, sposta al largo Special Fez, va di dentro Ultimatum Indal, insiste Special nei confronti di Ursus, di dentro Ultimatum, è passato Special Fez, Special Fez che viene a vincere nei confronti di Ursus TFT, galoppa Ultimatum Indal e lascia il terzo Unico Già Sceba. 31,1 la chiusa e Federica Scuffia fa il doppio in serata con il training sempre di Giovanni Palanga. I colori ovviamente di Federica Scuffia, essendo una corsa per proprietari, il successo del grigio che porta a casa il successo in percorso di rimessa dalla seconda pariglia esterna, sposta nel finale e viene a cogliere in difficoltà un Ursus TFT che aveva sfruttato lo strappo iniziale per poter passare su Unique Rec, ma si deve poi arrendere al finish di Special Fez per il terzo Unico Già Sceba. 3,58 l'ordine d'arrivo molto probabile della terza corsa dal Savio di Cesena.